Allora, vediamo un altro contributo di Tullio Trivellato, vediamolo insieme. Sono quasi 16.000 i migranti sbarcati in Italia in questi primi mesi del 2017, il 75% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a dimostrazione che quella dell'immigrazione è una questione tutt'altro che risolta. E anzi, con l'arrivo della bella stagione, il tema è destinato a riproporsi. Solo nell'ultimo weekend sono giunte nel nostro paese 2.500 persone, più di 180.000 sono quelle arrivate nel 2016 e tra loro 25.000 minori non accompagnati. In totale sono circa 175.000 gli stranieri presenti nel sistema nazionale di accoglienza. Lombardia, Lazio e Campania sono le regioni che ospitano di più. In Italia un sistema di protezione e accoglienza c'è già, si chiama SPRAR e prevede la permanenza e la sistemazione in apposite strutture per i richiedenti asilo in modo diffuso sul territorio. La quota è di 2,5 persone ogni 1.000 abitanti, non uno di più in base alla clausola di salvaguardia, solo che l'adesione da parte dei comuni al progetto SPRAR è volontaria. In provincia di Padova, ad esempio, sono solo 11 su 104 comuni ad aver dato l'ok, ma sempre a Padova in realtà sono 33 i comuni che ospitano migranti, per un totale di 2.400 persone. E il vero paradosso sta proprio qua: se anche gli altri 22 comuni che ospitano aderissero allo SPRAR, accollandosi così solo la quota stabilita, ci sarebbero 1.400 profughi in più, i quali sarebbero in eccesso anche se tutti i 104 comuni della provincia decidessero di aderire. Il vero rischio in tutto questo è rappresentato dall'ulteriore sovraffollamento di strutture come Bagnoli e Cona, sempre sotto i riflettori, ma al momento, a quanto sembra, le uniche soluzioni praticabili. Insomma, un vero e proprio cortocircuito da cui uscire il prima possibile. Un cortocircuito. Alex Cioni, lei rappresenta un comitato di cittadini, peraltro nella zona del Vicentino c'è stato Sarcedo, dove se non erro il sindaco un po' è trasalito perché aveva aderito allo SPRAR e si è sentito che ne stavano arrivando altri 50, no? Quindi un po' c'è un sistema che forse non... il sindaco di Salcedo ha aderito a un protocollo d'intesa che era stato sottoscritto con la scelta di vari sindaci dell'Alto Vicentino un anno e mezzo fa. Che era diverso da quello dello SPRAR. Adesso quel protocollo d'intesa firmato un anno e mezzo fa, nel quale comunque si cercava di regolamentare la distribuzione dei richiedenti asilo nei territori comunali, è scaduto e ovviamente ha passato la sua fase, voglio dire, perché c'è questa nuova proposta, questo decreto del Ministro dell'Interno attraverso la rete SPRAR, ma Salcedo non mi pare faccia parte della rete SPRAR in questo momento. Però io per esempio ieri sera ho partecipato all'incontro da lui promosso insieme ai suoi compaesani, nel quale appunto ha alzato gli scudi contro questo tentativo da parte della prefettura di piazzargli 50 richiedenti asilo nel suo comune, nonostante che il suo comune abbia aderito un anno e mezzo fa a questo protocollo. Il punto è che se sulla carta, alla prima analisi, l'accoglienza diffusa può sembrare una soluzione concreta, realizzabile, di buon senso, quello che diciamo noi, la nostra preoccupazione è che in realtà di fronte a questo fenomeno, a cui insomma, stiamo assistendo da 3 anni più ormai a questa parte, con i numeri importanti, imponenti che arrivano nel continente europeo e passando per il sud Italia, l'accoglienza diffusa che tanto viene paventata, a noi sembra più che altro un modo per far indorare la pillola alla popolazione in modo più gentile, no? Che venga compresa meglio, accettata dalla popolazione. Ma creano problemi concretamente sul vostro territorio? Il punto è che quello che pensiamo noi, l'abbiamo detto anche ieri sera, il problema non sono i 15 o i 20 o i 30 immigrati in un comune piuttosto che in un altro, perché i 50 che adesso il prefetto voleva piazzare a Salcedo, se non li piazza a Salcedo, li piazza in un comune limitrofo, li piazzerà da qualche parte, li deve piazzare. Poi qualcuno mi deve spiegare come possiamo praticare l'accoglienza diffusa se prima non sappiamo dove trovare gli alloggi. Noi poi insistiamo molto su questo. Perché un conto se abbiamo 2, 3, 4, 5.000, 10.000 persone. Ci sono degli hotel che si hanno presi di Sì, appunto, ma l'accoglienza diffusa si fa su una distribuzione micro, no? In appartamenti da 4, 5, 6 persone, non su una concentrazione in alberghi o in strutture come ex caserme. Si fa in appartamenti, ma gli appartamenti sono tutti di proprietà privata, quindi il comune e il sindaco dovrebbe fare l'agente immobiliare, andare a chiedere
alla disponibilità dei privati di mettere a disposizione le proprie case per questi soggetti. Allora, perché il prefetto di Vicenza va a Sarcedo, che tra l'altro aveva accettato l'accoglienza diffusa? Perché aveva trovato solo lì una struttura a disposizione di un privato. È tutto lì, è lì la questione. Cioè, se abbiamo 180-200.000 immigrati che arrivano in Italia all'anno, come l'anno scorso, e arriveranno probabilmente anche quest'anno, che si sommano a tutti quelli degli anni precedenti, perché quelli degli anni precedenti non è che spariscono, non sono fantasmi, voglio dire, che possiamo dire, no, rimangono lì, perché l'iter per capire se possono tenere lo stesso giorno deve ancora concludersi. Sappiamo che il 60% di questi non otterranno nulla, mediamente. Di questi il 60, il 57, il 60% ricevono l'iniego, 57-60%. 60 in prima battuta e poi un altro 20 in appello, quindi 60 avranno uno status. Beh, infatti, e 40 infatti mi sembra che lo stesso ministro dell'Interno abbia messo in discussione la possibilità di fare il ricorso attraverso i tribunali. Secondo grado. Sì, si sta discutendo anche di questo, perché capita appunto che ci siano i giudici che ribaltano le decisioni delle commissioni ministeriali. Voglio capire allora a questo punto cosa ci stanno a fare le commissioni ministeriali se un giudice può decidere di ribaltare. Sposato. Non ho capito una cosa, prima facevo l'esempio di Sarcedo, no? Sarcedo mi sembra di aver capito che ha aderito allo SPRAR. No, non ho sperato un altro accordo. Un protocollo d'intesa autogestito dei comuni dell'Alto Vicentino, dell'ex conferenza dei sindaci del 4. Sì, perché quello che mi è sembrato di capire, non so se volesse dire questo, è quello che nonostante ci sia la disponibilità per un'accoglienza diffusa, laddove non c'è la localizzazione della struttura idonea ad accogliere, è evidente che comunque bisogna intervenire d'imperio. Questo mi sembra di capire. Infatti. Cioè, quindi sindaco, nel momento in cui... Sì, infatti, se posso intervenire, non è l'amministrazione che va in cerca degli alloggi. Bisognerebbe capire un attimo come funziona il modello SPRAR, ma magari c'è qualcuno più esperto di me. Anche i CAS. È la cooperativa che deve cercare gli alloggi. Cioè voi concretamente avete già prima trovato la cooperativa? È la cooperativa che fa da tramite. Sì, però scusami un secondo, quando si dice i comuni non collaborano, perché poi dopo tu accendi la TV, guardi il telegiornale, quelli che accusano... Si sceglie così, si fa un attimino, facciamo un po' di ordine. No, diciamo, il comune non fa da agenzia immobiliare perché è la cooperativa che... vince la gara. Allora, un attimino facciamo ordine perché parliamo di cose che non puoi dire esistono. la cooperativa che vince la gara. Noi siamo entrati in uno SPRAR esistente dove c'è già una cooperativa, quindi questo è un altro caso. Avevano già fatto la gara. Sì. Esatto. La cooperativa si deve accollare l'onere di trovare una sistemazione che deve rispondere a determinati requisiti. A seconda del progetto SPRAR è anche contestabile il fatto che il comune metta il 5% della cifra, perché noi come amministrazione comunale mettiamo un po' di forza lavoro degli uffici, ma niente in termini monetari. Quindi gli alloggi è compito della cooperativa. Noi siamo stati favoriti dal fatto che la cooperativa già aveva trovato un interlocutore privato. Nel caso noi non fossimo intervenuti, comunque loro avrebbero fatto scusami, ma la sostanza non cambia? Che sia il comune, il sindaco, gli uffici comunali, sia la cooperativa, bisogna trovare gli alloggi privati. I privati si va, perché non è che un comune ha edifici pubblici da mettere a disposizione per questi soggetti, non ce li ha. Se ci fossero appartamenti pubblici, mi auguro che siano dati a famiglie di italiani che hanno bisogno, mi auguro. Qui si innesca un'interessante cosa perché bisogna rivalutare in positivo la situazione. Lo stabile dove andranno questi profughi, 14 profughi, è uno stabile che può raccogliere molte più persone. Cosa abbiamo detto noi come amministrazione? Noi siamo intenzionati ad avallare questa scelta compatibile con le norme dettate dallo SPRAR, perché i locali dove vanno i profughi sono controllati, c'è tutto un procedimento. Però abbiamo anche chiesto alla cooperativa un impegno rispetto alle emergenze abitative dei cittadini di Montegrotto che sono a piedi, perché Montegrotto Terme in 15 anni di amministrazione di centrodestra ha un alloggio per emergenze abitative. Quindi noi abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo detto siccome i privati riescono a trovare alloggio per i profughi, attraverso questo grimaldello abbiamo chiesto alla cooperativa anche un aiuto per le nostre emergenze abitative, senza per questo creare un contrasto che va a dire per loro c'è posto, per i nostri residenti non c'è posto.
capisce il filo di rasoio dove si muove un sindaco. Sindaco, ma ecco, approfondite questo concetto, quindi è che rapporto c'è allora tra emergenza, nel caso specifico, con il coinvolgimento della cooperativa, e per l'emergenza per i profughi e per gli italiani? Sono due rami separati. Approfondisca un attimo questo discorso degli italiani. Cioè, in che maniera ne traggono beneficio? Praticamente, cosa avviene? In che senso gli italiani? No, perché ha trovato un accordo. Abbiamo trovato un accordo dove nello stesso stabile, di fatto, seppur divisi, trovano accoglienza dei profughi e possono trovare una stanza con una cucina in comune, anche alcune emergenze abitative. Però se non c'era questa alloggio non era possibile. E i costi in questo caso? Allora, la cooperativa ha un contratto d'affitto col privato che viene ovviamente coperto dai soldi che riceve per ogni profugo. Certo. Per quanto riguarda le emergenze abitative di cittadini italiani, quello va a contrattazione separata, troveremo un accordo con la cooperativa, però questo per far capire che in molte circostanze, quando la politica interviene con il grimaldello che lo spazio per i profughi si trova, si può anche trovare lo spazio per le emergenze abitative di cittadini che quindi si tratta di riuscire a mediare. Cioè il sindaco ha un ruolo importante. È un'eterna mediazione che si può decidere se portare allo scontro o se capovolgere in chiave positiva. È un filo di rasoio, perché le assicuro, io sono stato eletto da meno di un anno, quindi ho anche una libertà d'azione, ma non le nascondo che tanti sindaci che magari sono in campagna elettorale, con l'aizzare delle folle, con messaggi fuorvianti che derivano dai mass media, ci pensano due volte a fare azioni di questo genere, perché c'è un elettorato che certi fenomeni è abituato a subirli con notizie fuorvianti, con messaggi che non sono la verità. Perché io ho parlato con alcuni sindaci di comuni del Friuli Venezia Giulia, con alcune forze di polizia, dove, dati statistici alla mano, quali sono i reati che questi ipotetici profughi possono commettere? Non parli di profughi, di migranti, non ho capito. Posto che nel mio territorio non ce ne sono. I reati più emblematici possono essere furti di biciclette, quelli... Se si vuole però esasperare una situazione, basta farlo. Scusami, e se avrà un riscontro elettorale... Devo sentire adesso Tuminetti, parola Tuminetti. Scusi, dopo... Sì, dopo se facciamo come fa il sindaco, poi lui sparisce, quindi giustamente credo che sia... No, era per dare una risposta sulla No, ma se posso rispondere poi a questo, perché veramente è inascoltabile. No, prima devo parlare a Tuminetti, se no... Uno che mi dice che l'amministrazione comunale fa da agenzia immobiliare, non ci siamo, vuol dire che non conosce cosa No, ma mi pare possibile che... Un attimo solo, il giro a tutti quanti, se no non riusciamo a finire. Un'emergenza abitativa per gli italiani a Montegrosso. È drammatico, bisogna chiederlo a chi è in galera. Io adesso ti dico, io parlo di... Sì. Ho capito. No, ma non entriamo strano un però solo. Che ci sia stata, non ci sia provveduto, questa è una cosa molto grave. È gravissimo. Ecco, questo Tuminetti e poi Egi. Ma no, io volevo però ricontestualizzare i numeri. Considerato un comune di ricchi, insomma, in poche parole. Sulla presunta emergenza, nel senso che io continuo a ricordare che tra il 1994 e il 2011 sono arrivate in Italia 4 milioni di persone extracomunitarie in 11 anni, per un totale di 235.000 nuovi residenti all'anno, con governi di centrodestra, principalmente perché hanno governato di più, e di centrosinistra. Beh, adesso è aumentato. Facciamo, comunque la massa c'è stata adesso. Al 2011, ecco, perché sono confrontabili Prodi e Berlusconi, che sono centrodestra e centrosinistra classico. Tuminetti, non facciamo la storia della politica, perché ho detto che vado sul concreto. Perché devo restare i giorni nostri. No, però lasciatemi parlare. No, se no non si capisce. Le persone non capiscono. Allora, invece, ricordandoci poi che i momenti di picco sono stati 700.000 sanati nel 2002 da Bossi Fini e i 600.000 sanati nel 2011 tra due decreti flussi, la sanatoria Badanti e l'emergenza Nord Africa, 600.000 persone col governo Berlusconi, Bossi, Maroni. Il problema è nato dal 2012 in avanti. Il problema è stato dopo. Lei ha la testa volta all'indietro, no? È grave. Che lei ragiona con la testa volta all'indietro. Il problema deve guardare avanti, non è nato lì, è so che i leghisti sì.
come dire, no, ma io voglio i telespettatori ci chiedono adesso. No, ma la storia indietro la sappiamo tutti, insomma. Dobbiamo dire quante persone sono arrivate dal 2014 ad oggi. Roberto Tuminetti, io le chiedo solo questo. Esatto, dal 2014 ad oggi. Sono arrivate 250.000 persone in 3 anni, o meglio, ne sono arrivate molte di più, ma quelle che si sono fermate in Italia, 66.000 nel 2014, 81.000 nel 2015 e 100.000 nel 2016, fanno un anno di immigrazione normale dal 94 al 2011. E i minori non accompagnati quelli che non tutti compresi, lei che cifre ci racconta? Le sue cifre sono andati all'estero. Ma sì, i bambini non accompagnati all'estero. Un attimo solo, chi è che non doveva interrompere? No, perché poi mi metto io sono come lei. Allora tu lei mi ha pagato di una moneta e l'ho ripagata. No, l'ha lasciato parlare, dai. È cominciato lui prima. Perché quando si comincia a parlare di numeri, numeri sappiamo tutti. Mariella Mazzetto, per cortesia, facciamolo finire, perché dopo l'ha lasciata finire. Tutte le volte parto con i numeri, perché quello che continuo a far presente, sono quelli dell'Istat, quindi dei vostri comuni. Lei diceva che i miei un attimo solo, Mazzetto, in per cortesia. Veneto il numero dei migranti extracomunitari residenti nel 2014 era 514.000, uno si apre l'Istat e se lo legge. Nel 2016 era 497.000, quindi il numero degli stranieri residenti in Veneto è diminuito di 17.000 unità in 3 anni. Dire con questo che siamo all'invasione è veramente la bufala sono entrati in clandestinità. Ma io le chiedo questo. Sono entrati in clandestinità. Un attimo. Ci dice giustamente che adesso prendono tutti la residenza, quindi sono dati veri, totali e completi. Quindi noi in realtà, visto e considerato che i migranti non si vogliono fermare in Italia, cercano di andare in Nord Europa, abbiamo un numero di migranti che si fermano nel nostro paese che è di gran lunga inferiore a un anno di quelli dal 2000. Come abbiamo detto, dal 94 al 2011, dati verificabili. Io chiedo a lei solo fuori i numeri clandestini. Allora, sono entrati in clandestinità. Fatto questo, si è perso l'identità, ma dai. Clandestini registrati Istat. Ma quelli che lei, va bene, io parlo di clandestini, ma per cui facciamo due discorsi diversi. Una letteratura fatta dai comitati di centrodestra. Tuminetti, un attimo solo, io non voglio. I telespettatori non vogliono numeri, non c'è il numero di clandestini. Ma chi può contare i clandestini? Ma cosa dice? Ma non può, i clandestini sono andati, sono entrati in clandestinità, ma non può raccontare bugie, sono entrati in clandestinità, i minori sono spariti, sono scappati dai centri. Mariella Mazzetto, per cortesia, la facciamo finire. Perché sono scappati via, e lì guai. Lei no, a me anch'io. Ma ci ho messo 5 minuti a dire una roba che ci avrei messo adesso è una bugia. Mariella Mazzetto, per cortesia, possiamo dare la parola alla signora? La clandestinità non è certificata, la diminuzione perché sono entrati in clandestinità, questo lo sanno anche i bambini. Se lei non lo sa, stasera ne imparate. Io ho i dati. Allora, adesso posso chiederle una cortesia? Stiamo parlando di clandestini. Stiamo parlando di persone registrate. Sono entrati in clandestinità. No, non entrate in clandestinità, registrate. I 170. No, io voglio una cosa. No, ci siamo capiti benissimo, lei che non ha capito. I 181.000 persone sbarcate l'anno scorso, le 154.000 sbarcate nel 2015 e le 173.000 sbarcate nel 2014, perché voi parlate di queste cose senza sapere, vi pigliate i voti su questo, quindi non vi interessa sapere. No, ma io le ho studiate, a differenza sua che si occupa di altro. Queste persone, tra quelli che hanno effettivamente poi chiesto protezione internazionale, quindi i cosiddetti profughi, quanti sono? E quelli che sono scappati all'estero erano 1 su 3 nel 2014. La metà nel 2015 e oggi sono 2 su 3 quelli che si fermano in Italia. Quindi la questione è gestibile. La normativa europea che cosa dice? La normativa europea si sta stringendo sempre più e ci obbliga a fare le identificazioni. Mentre una volta li facevamo noi siamo lentissimi comunque. Adesso, allora, velocissimo fatta tutta sta fatica per dire 2 numeri. No, però adesso bisogna che mi lasci parlare. Se vengo interrotto dalla l'accoglienza diffusa è in realtà una cosa che si può fare serenamente. Toscana, regione rossa,
cosa fa? Fa i bandi sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dando un punteggio, il 70% dei 100 punti che vengono dati alla cooperativa che concorre, dicendo: allora il comune di Vinci ha già l'8 per 1000 di presenze, ti do 5 punti se mi trovi una casa lì. Il comune di Barberino del Mugello, che non ne ha nessuno, te ne do 40 di punti. Risultato, spalma sul territorio. In Toscana abbiamo 12.500 persone accolte contro le 14.000 del Veneto, perché la Toscana ha un po' meno di abitanti del Veneto, e abbiamo 700 progetti di accoglienza, cioè con una media di 15. Mi scusi una domanda. Una domanda la voglio farle. Lei ha esordito dicendo Toscana amministrazioni rosse, no? Ma i bandi li fa il prefetto? Certo, cosa c'entra l'amministrazione rossa? Cosa c'è dietro? Un accordo tra regione, è la prefettura che decide e comuni. Ma è la prefettura che decide il bando? No, ma la prefettura ragiona con la regione e concorda con la regione le strategie di accoglienza. Non solo, le faccio un esempio. Empolese Valdelsa, gli 10 comuni dell'Empolese Valdelsa hanno fatto un protocollo d'intesa con il prefetto e con la regione. La regione in Toscana è prima attrice, non dice non me ne frega niente, non me ne voglio occupare, e gli enti locali non fanno le barricate quando il prefetto gli dice tu qua me ne metti 20. Li accolgono nella logica della distribuzione sul territorio delle persone. Chiaro che questo è una logica di governo del territorio, non è una logica di piglio i voti sul disagio. Va bene, non commentiamo. Io devo andare in pubblicità, per cui volevo sentire un attimo Angie Cernolli, perché sennò non riusciamo a farla parlare neanche in questo spazio. Prego. Un po' sta roba, un attimo, no, per cortesia. Mariella Mezzetto, rispettiamo anche le... Mariella, deve parlare la signora. Dai, no. 2 parole, dai. Io ho avuto un ruolo che mi ha permesso e ben volentieri ho mantenuto di lavorare nel modo trasversale con l'ente pubblico. Ciò che mi è dispiaciuto veramente è che una questione che è all'ordine del giorno e che si deve gestire da amministratori prende colori politici e poi ricade sui cittadini, non soltanto quelli i nuovi arrivati, gli ultimi, tra virgolette, arrivati e di serie B, ma sui cittadini di tutta la città. Sfortunatamente lo stiamo vivendo anche a Padova. Secondo lei una soluzione fattibile quale sarebbe? Ma le soluzioni fattibili ci sono, l'accoglienza diffusa c'è, basta attuarlo. La volontà manca, siamo in campagna elettorale, vediamo come si svilupperà. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con voi.